giornata importante, Liguri nel mondo, il basilico DOP e ovviamente insomma, l'istituto primario come il Vergese non poteva non esserci. Certo. Il senso del suo intervento è stato importante, un occhio veramente rivolto alla nostra enogastronomia. Sì, noi con i ragazzi abbiamo fatto 2 viaggi, uno nel 2023, uno nel 2022, uno in Argentina, l'altro in Florida, e abbiamo fatto un viaggio nella gastronomia ma anche nel ricordo, nelle radici. E quindi abbiamo voluto approfondire come, essendo noi un alberghiero ovviamente, come anche è cambiata la ricetta, come sono cambiate le ricette tipiche genovesi, della focaccia al formaggio, degli gnocchi, che si sono adattati ai prodotti locali o comunque ai gusti del posto. Poi a volte c'è anche la gastronomia di ritorno, Gastronomia no? di ritorno, Che è ritornato, ha assolutamente. portato magari qualcosa Assolutamente. alla nostra Liguria. Sì, e infatti parleremo con le ragazze anche di ristoranti che si fanno arrivare ogni mese, comunque il prodotto, la prescinseur direttamente da Genova, o almeno così millantano, e quindi mantengono comunque la cucina Comunque, delle insomma, origini. l'importanza per l'istituto alberghiero è quella anche del mantenimento della tradizione. C'è stato un po' di cambiamento negli ultimi anni nella didattica sotto questo aspetto, più attenzione al territorio. Assolutamente sì, io vabbè, mi occupo più che altro di italiana e storia, però vedo i colleghi nei laboratori che sono estremamente concentrati proprio sui prodotti DOP, sugli IGP e quindi sul prodotto del territorio che deve essere ovviamente salvaguardato, certo. E quindi mi diceva prima di chiudere che andiamo a presentare delle studentesse del Vergese, Certo. hanno fatto una traversata. Abbiamo fatto una traversata e siamo andate in Argentina, e sono Lorena e Viola e hanno avuto insomma, il loro momento da migrante, e quindi